Ecco, questo bel applauso per Ittiri. Elisabetta Contiri. Dov'è Elisabetta? Elisabetta, assessora, eccoci qua, qui nello spazio Quartucciu, l'angolo identitario, abbiamo tutta Quartucciu, ma insomma vicino a loro mi piace di più. Buonasera assessore, io in apertura ho ringraziato il comune di Quartucciu, l'associazione Campidano, l'UFS, il comune di Bosa, di Trinità d'Agulto, ma insomma è bello sottolineare che Quartucciu sarà ben presente l'Unione Folclorica Sarda, questo terzo festival, mettendo in luce non solo gli aspetti culturali ma anche i luoghi, giusto, di Quartucciu. Sì, infatti io avrei voluto qui anche Carlo Secci, l'assessore alle attività produttive, che credo che ci sia, Carlo, perché per noi questo è il terzo anno, siamo felicissimi perché innanzitutto portiamo avanti quella che è la tradizione del nostro gruppo, ma anche un confronto con le altre culture che è fondamentale, ma quest'anno con l'assessorato alle attività produttive e anche con l'intera giunta, l'intera maggioranza, abbiamo deciso di mettere anche, far conoscere anche i nostri luoghi di culto, di cultura, quindi le chiese, grazie a Don Elvio che ci ha dato la disponibilità, e quindi diverse persone sono in giro per la chiesa di San Biagio, Sant'Antonio e San Giorgio, proprio per far conoscere anche questi aspetti, anche qui con degli aspetti molto importanti che fanno parte della nostra cultura. Abbiamo deciso quest'anno anche di unire tutta quella che è l'attività produttiva e quindi il centro agroalimentare, ma di questo magari ne parla l'assessore, perché quest'anno è stato proprio un lavoro di squadra, perché volevamo proprio dar vita su tutti i punti di vista. Magari faccio parlare te, Carlo. Grazie, ho sentito che mi avete chiamato. No, per noi è una grande occasione quella di poterci, di essere presenti come distretto, perché è una delle prime volte che riusciamo a essere presenti a Quartucciu con i nostri soci, anzi venite a visitarci, c'è una cantina, c'è dei soci della birra, poi siamo vicini alla Proloco, ci sono i produttori di pasta fresca, niente, una bellissima giornata oggi per tutti. Grazie. Io volevo mettere in evidenza anche un altro aspetto, che la storia della nostra terra è fatta sicuramente di tradizioni e di cultura, ma in tutto questo fa parte anche tutto l'aspetto enogastronomico, che è assolutamente fondamentale. Quartucciu è ricca anche di tutto questo, anche grazie alla Proloco possiamo portare avanti questa nostra tradizione, quindi questa è un'ottima occasione per far conoscere il nostro territorio. Assolutamente sì, grazie, io farei un applauso anche alla Proloco perché è un'associazione fatta di tante persone di buona volontà, nel senso che sono sempre molto attivi nell'organizzare tanti eventi. Grazie e continuate naturalmente a farci compagnia, così possiamo ammirarvi per tutta la sera. Il coro polifonico, venite qua così Roberto vi può già sistemare il microfono. Il coro polifonico Esconcias di Quartucciu, quindi una realtà insomma di questo territorio. Ecco, credo qui al centro, adesso vediamo come sistemerà Roberto il vostro microfono. Voi preparatevi, chiudetevi, posizionatevi come dovreste essere, però da questa parte, perché altrimenti siamo davanti, proprio troppo davanti alla cassa, quindi qua, qui al centro delle due. Tanto adesso abbiamo ancora le campane, per cui nel frattempo abbiamo tutto il tempo per prepararci e preparare il vostro coro. Nel frattempo approfitto, visto che ho visto Mino Meloni prima. Dov'è Mino Meloni? Presidente Unione Folclorica Italiana, Beniamino Meloni, dove sei? L'ho visto prima che mi ha salutato. Se deve essere allora... Ah, eccolo qua. Presidente, buonasera. Allora, sì, no, mi fa piacere. Adesso poi ti faccio intervenire appena finisce il segnale delle campane, ma ho detto, è molto bello sapere che l'Unione Folclorica da una Costolo, comunque da una relazione con l'Unione Folclorica Italiana, la Sardegna, che ha moltissime cose da raccontare dal punto di vista culturale e popolare, ha creato una federazione autonoma
l'Unione Folclorica Sarda, e questo è il terzo anno del frutto della partecipazione e collaborazione delle tante associazioni che si sono unite all'Unione Folclorica Sarda e di conseguenza all'Unione Folclorica Italiana. Noi abbiamo anche un doppio privilegio, cioè anche un po' di orgoglio, che nell'Unione Folclorica di tutto il nostro paese, dell'Italia intera, il presidente è un sardo, e quindi Mino Meloni, e questa cosa insomma ci fa molto piacere. Vuol dire che la Sardegna sotto il profilo culturale e folclorico ha davvero un importante peso, e vorremmo il tuo saluto, Mino. Grazie, buonasera a tutti, naturalmente un saluto a tutti gli ospiti dell'amministrazione comunale che ha dato la possibilità anche al gruppo qua di Quartucci di poter organizzare questo evento. Sì, siamo riusciti a creare quest'altra federazione cercando di farla, come dire, regolarizzare in tutte le sue forme, sia civili che anche amministrative, in modo che possa presentarsi anche diciamo, alle autorità, agli enti competenti, anche per difendere le istanze dei nostri gruppi, essendo regolari in tutte le sue cose. In effetti UFS è una costola dell'UFI nazionale, perché siamo noi stessi che facciamo gli uni e gli altri, ma UFS condivide gli stessi scopi e obiettivi dell'UFI nazionale. Perciò va dato anche un grande ringraziamento a tutta l'UFS che sta lavorando in sintonia sempre assieme a tutti gli altri, però negli ultimi anni, di anno in anno, stiamo crescendo e questo fa piacere a noi, ma deve far piacere a tutti. Grazie Presidente, grazie infinite e buon lavoro insomma con UFI e UFS. Allora tutto è pronto, e Sconcias abbiamo detto già dal nome hanno scelto insomma di radicarsi e di mettere in luce alcuni aspetti del territorio di Quartuccio, dove ci sono, come dire, testimonianze ed emergenze archeologiche, la tomba dei giganti, cioè luoghi che raccontano la storia di Quartuccio, e loro hanno voluto, come dire, incarnare questa filosofia, questo senso, questo legame, dando il nome alla propria associazione, che è formata da un coro polifonico, quelli che noi chiamiamo abitualmente di scuola nuorese, formato da tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi, ben armonizzati dal direttore Pierluigi Mattana, musicista e direttore appunto del coro. E con Pierluigi Mattana e con le voci del coro, poi sentiremo Franco Bischeda al termine della loro proposta musicale, hanno scelto in questo breve spazio di 3 brani di raccontarci, partendo da Quartuccio, anche alcune esperienze dell'isola intera del coro polifonico di scuola nuorese, perché ci proporranno intanto una serenata, quindi un canto bello, un canto aperto, un canto d'amore, tra l'altro anche molto bello e molto importante, scritto dal maestro Tonino Pisano. Poi faranno un omaggio a un coro di Nuoro, a Nuoresu, e in particolare al suo direttore, cantore, un tenore, un direttore, un maestro del folklore indimenticabile come Tonino Puddu, che in qualità anche di autore, di armonizzatore, di musicista ha composto alcuni canti meravigliosi. Uno di questi canti meravigliosi, forse il più struggente e appassionato, è Subole Sastore, che avremo occasione di ascoltare. E poi, per significare insomma la presenza e la volontà di rappresentare un po' tutto il territorio regionale, ci porteranno in Gallura. Voi sapete che c'è in Gallura una cantilena, che i galluresi dicono che è la serenata dell'Umaccu di Laida, cioè nel senso che è priva di contenuti poetici, perché ripete 5, 4, 3, 2, 1, la me brunette bruna, ma è molto bella perché è stata armonizzata partendo insomma dalla tradizione della Tagia, poi del coro polifonico, e quindi insomma è diventato un grande patrimonio questa brunetta, diffusa e conosciuta in tutta la Sardegna, e loro ne incarneranno le sonorità e le armonizzazioni con la direzione di Pierluigi Mattana. Il coro polifonico Is Concias di Quartuccio.